Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Allora, buonasera, questo è lo spazio elettorale, Focus Politica, l'ho detto ieri nel corso della prima puntata, lo ribadisco oggi, ci sarà spazio per molte espressioni di candidati che si cimenteranno in questa elezione del 4 marzo, chiunque volesse può anche contattare direttamente la nostra sede. Oggi parliamo del collegio Castrovillari Paola, elezione uninominale alla Camera. Abbiamo 3 candidati, ve li presento subito. Parto da Raffaella Fortunato, Liberi e Uguali. Sulla mia destra c'è Luigi Incarnato del Partito Democratico. Della coalizione centrosinistra, vabbè, del ma PSI. Del PSI, però insomma l'area è quella del centrosinistra, insomma, certo. no? È tutto. Certo. Infatti noi sotto pancia abbiamo messo PD, invece dobbiamo mettere centrosinistra. PSI. Vabbè, mettiamo PSI, adesso la regia corregge subito in PSI mentre io parlo. E poi Carmelo Massimo Misiti, 5 Stelle. Allora vi dico. Gradite un dibattito domanda e risposta settico, freddo, oppure un dialogo, un confronto, decidete voi, insomma, perché quelle cose fredde, ti domando che cosa fa l'Italia, insomma, diventa poi difficile anche da far passare come messaggio in televisione. Allora, partiamo subito dicendo che questa è un'elezione un po' così, io la giudico un po' freddina dal punto di vista proprio dell'attenzione che c'è, e vi faccio subito questo giro di domande rapidissimo, il perché ve lo siete chiesti, perché un candidato si deve anche chiedere che cosa capita nel collegio dove deve in qualche modo trasferire le sue idee, i suoi programmi, i suoi intendimenti, no? Certo. Partiamo da lei. Io ho contatto quotidiano con le persone, lavoro a scuola, insegno all'ITIS di Castrovillari, per cui c'è il contatto con gli alunni, c'è il contatto con i colleghi, c'è il personale ATA, i genitori, e quello che arriva è una grande sfiducia, è una grande tristezza anche, e anche la consapevolezza che questo passaggio è un passaggio che è fondamentale. Cioè, siamo arrivati al punto del cambiamento. Allora, o prendiamo una strada o ne prendiamo un'altra. E la freddezza della campagna deriva dal fatto che ci siamo scollati completamente dal popolo. Ce lo siamo scordati, ci sono. Io è la prima volta che mi prendo una responsabilità diretta come candidata, non ho mai avuto incarichi, sono in Sinistra Italiana che poi confluisce insomma, fa parte di questo grande cappello di Liberi e Uguali, però nella segreteria provinciale, nell'assemblea regionale, per cui io non ho responsabilità diretta, ho una responsabilità indiretta come sinistra, perché è chiaro che se noi siamo arrivati a questo punto, se abbiamo permesso che questa deriva accadesse, se abbiamo permesso che Berlusconi spadroneggiasse per 20 anni e che ancora ci raccontasse le sue storie e che poi avessimo bisogno di un Movimento 5 Stelle che venisse a sparigliare le carte e poi abbiamo generato il PD, diciamo che ce l'abbiamo noi la responsabilità come sinistra e abbiamo una una responsabilità nei confronti del fascismo che avanza. E allora io me le assumo le responsabilità come corpo unico di sinistra, però insomma poi ha chiamato in causa 5 Stelle Carmelo Massimo Misiti. Io sono dell'avviso che è giunto il momento di cambiare, perché c'è troppo distacco tra quella che è la politica attuale e quelle che sono le esigenze dei territori.
e le esigenze dei territori, in particolare nella nostra terra, hanno vissuto di emarginazione, di soprusi, di vessazioni, e penso che sia il momento, l'unico momento che c'è democratico di porre un cambiamento. E il cambiamento è dato da queste elezioni che sono un po' fredde perché forse è ancora una campagna elettorale che sta partendo in sordina, penso che ancora non si è scesa nei particolari, non sia scesa e non abbia fatto capire quello che è il momento ai concittadini, soltanto spiegando che andando a votare, votando e possibilmente votando per i 5 Stelle c'è la possibilità di cambiare, e questo cambiamento è dietro l'angolo, è a meno di 20 giorni. Io penso che bisogna tornare al futuro, e quando è detto futuro significa riprendere un paese che è stato lasciato 25 anni fa, abbandonato, quindi un trascorso di politica che ha allontanato i cittadini ancora di più da questa passione, perché è una passione la politica. La lentezza che c'è in atto è legata ad un fenomeno che ormai la legge elettorale ha portato in questo paese, cioè noi ci dimentichiamo che nel 2013 si è votato con una lista bloccata, la gente non partecipava, il parlamentare non faceva campagna elettorale. Questa volta invece sono convinto che la campagna si riscalderà. Perché? Perché è cambiata una cosa dopo 17 anni. Finalmente nel sistema maggioritario si votano i candidati. Quindi oggi abbiamo di fronte a noi un territorio che ha i suoi candidati e attraverso le proposte, attraverso la storia di ognuno di noi, il cittadino potrà scegliere. Quindi credo che se i candidati non si nascondono dietro i simboli, perché sta avvenendo questo. Io sono socialista non da oggi, dalla nascita, non ho mai cambiato partito, e quindi per me la politica ha sempre avuto un'impostazione che è quella di avere una visione del territorio, sulla politica, vedere quali sono i contesti e come si esaltano le eccellenze, come si fa rete, in una dimensione economica che è molto debole. Per cui credo che c'è bisogno che si ritorni a questo elemento di confronto e che i candidati finalmente, io ho fatto un post simpatico l'altro giorno, ormai si usa Facebook e il sito abbastanza frequentemente, ho detto spero, e non è il caso del professore Misiti che è qua con me a confrontarsi in questa trasmissione, mentre gli altri evadono il confronto, spero che ci sia la possibilità di dire ai cittadini cosa propone Incarnato, cosa propone Misiti, che poi ognuno di noi rappresenta un centro-sinistra, 5 Stelle ci mancherebbe, e cosa abbiamo fatto per questo territorio, perché io vanto anche una storia che è personale, che è di esperienza sul territorio. Per cui credo che la lentezza a cui fa riferimento lei, direttore, piano piano sveglierà una campagna, perché la gente deve sapere che si vota il candidato. E allora cominciamo a dire quali sono i temi fondanti di questo dibattito politico che dovrebbe accendersi, come hanno poc'anzi detto i nostri ospiti, dovrebbe andare in progress, come dicono quelli che parlano bene. Massimo Misiti, quali sono i temi fondanti di questa competizione elettorale e perché uno accetta di cimentarsi in una competizione così particolare, così complicata, nuova per certi versi, perché si vota con un sistema diverso rispetto a quello di 5 anni fa? Ci sono tanti motivi che ti spingono a scendere in politica, anche se io penso, dicevo prima, che la politica fa parte dell'uomo, dell'essere umano, fa politica dal momento in cui nasce, e non è una mia definizione. Penso che in questo momento la Calabria è il territorio che io mi onererò di rappresentare, vive più di tutti un disagio legato alla necessità del lavoro, un lavoro che non c'è e che si potrebbe sicuramente cercare con dei rappresentanti che dicano quali sono le eccellenze. Noi abbiamo delle zone che sono state abbandonate, la zona di Cammarata, di Castrovillari, la zona di Cetraro, dove c'erano delle industrie del tessile che hanno fatto la storia in Italia e sicuramente potrebbero con delle commesse creare delle nuove attività lavorative. Abbiamo delle coste meravigliose nei nostri territori e in particolare nel nostro collegio c'è tutta la zona che va da Tortora a
da Mantea che è giusto che venga valorizzata per quello che è, una zona meravigliosa. E quindi io penso che la necessità di lavoro, di nuove attività produttive o di valorizzazione di quelle che ci sono, una campagna in cui si parli una campagna elettorale in cui si parli di sanità, ma non di sanità simbolica, di sanità che c'è, che non c'è, non è una sanità che noi vogliamo basata sul nulla, ma su dati reali, su quella che è la migrazione sanitaria del nostro territorio, la tutela dell'ambiente. Abbiamo la possibilità di valorizzare e di dire e di denunciare quelle che sono le problematiche dell'ambiente, valorizzare l'istruzione, cercare di far crescere i nostri figli, con un nuovo culto dell'istruzione, con un nuovo stimolo verso queste nuove possibilità di attivare quella che è l'istruzione e quella necessità di confronto non soltanto con l'Italia del Nord, ma cercare di aprirci verso l'Europa, cercare di creare una scuola che permette ai nostri giovani di dare un confronto con l'Europa. E poi l'urbanistica, abbiamo visto lo scempio che c'è stato dei territori, abbiamo visto come l'edilizia residenziale pubblica sia stata a volte lottizzata da un sistema che non si è reso partecipe, non ha capito le esigenze di alcune persone. I trasporti, la viabilità, abbiamo un solo aeroporto, un'autostrada che si dice che è stata aperta, ma se la fate, se ve la percorrete vi renderete conto che ancora dopo l'inaugurazione ha decisamente delle pecche non da poco. E questi sono gli stessi temi vostri? Stavo pensando esattamente a questo, perché è chiaro che l'evidenza agli occhi di tutti, cioè le evidenze sono queste, non è che c'è qualcos'altro, o meglio, c'è tanto altro, però è chiaro che è questo che il cittadino vive sulla propria pelle, è quello che ha necessità di risolvere. Io mi occupo di formazione. Per quanto mi riguarda, la formazione significa essere pronti ad accogliere e riconoscere le sfide. E mi occupo di responsabilità personale e di crescita personale. E quello che è necessario comprendere in questo momento storico è che non ce la possiamo fare da soli. Io non ho la ricetta, non posso avere io la ricetta, ma è necessario lo scatto di responsabilità di tutti. Ma oltre la presa di coscienza è necessario accompagnare le persone affinché possano fare il passaggio. Allora la formazione che significa? Il lifelong learning, cioè l'apprendimento continuo durante tutta la vita, significa che chi è uscito dequalificato e fuori dal mercato del lavoro va riqualificato, va ribattuto sulla sua necessità di adeguarsi a un mondo che va veloce. Io sono del Pollino, orgogliosamente del Pollino, che però non significa che non riconosco la necessità di lavorare su tutto il territorio, a parte Calabrese, però è chiaro che la politica dell'ambiente è una politica ampia. Allora, quello che noi abbiamo intenzione di fare è accompagnare gli operatori ad elevare lo standard delle qualità, dell'offerta, perché in questo si genera il meccanismo virtuoso dell'accoglienza, l'accoglienza turistica, il mercato del turismo e la rete. Allora su questo lavoriamo e eleviamo, andiamo verso l'alto, insomma. Garnato. Intanto io partirei da un punto che secondo me è fondamentale. In Italia oggi si scontrano due culture, che sono quelle dell'europeismo e anti-europeismo. Quindi è facilmente individuabile che ci sono settori della politica italiana che oggi si candidano per gli voti, stabilendo a giorni alterni se stare o non stare in Europa. La Calabria non è fuori da questo meccanismo, cioè la Calabria è una punta di eccellenza se c'è una buona politica del Mezzogiorno riferita a quelli che sono i contesti europei. Perché la Calabria in sé ha tante problematiche. Io sono un cultore dei problemi calabresi, quindi so bene che significa il Tirreno Cosentino o il Pollino, sul quale ho lavorato molto. Io ho trovato un Tirreno Cosentino così maltrattato
nel 2005, dove si parlava di turismo e non c'erano le spiagge, e non c'era l'acqua, e non c'erano i depuratori. Io ho speso sul Tirreno Cosentino 500 milioni di euro per dare una vocazione turistica al territorio. Ho messo in rete i sistemi di servizio e ho fatto sì che la costa, per esempio, da Tortora a Mantea, fosse bonificata con ripascimento spiaggia. Perché non c'è la spiaggia, non serve il turismo. Io credo che noi dobbiamo fare un salto di qualità, però. Il Tirreno Cosentino, che ha tante vocazioni, turismo termale, turismo religioso, turismo montano, turismo marittimo, la cucina, sono ingredienti ed elementi questi che bisogna affidare a persone che hanno competenze e capacità. Noi abbiamo il compito di metterle insieme queste persone. Fare i progetti oggi significa non basta ridicolizzare, cioè a me, quando facevo l'assessore, mi ridevano in faccia i gestori delle risorse italiane, anche al CIPE. Poi quando hanno capito che c'erano i progetti, ci hanno rispettato. Se noi non la smettiamo di essere separatisti, che il Pollino è una cosa, il Tirreno è un'altra, io ho odiato i campanilismi perché ritengo che la Calabria possa avere delle eccellenze. L'asse di sviluppo calabrese, che va da Gioia Tauro alla Mezzia e a Sibari, è una cosa. Contestualizzare invece le risorse per dare quel valore aggiunto alla Calabria, che significa per esempio le eccellenze turistiche che ci sono sul territorio del Tirreno. La metropolitana di superficie che io ho programmato nel 2006, che si è fermata dopo la giunta di centrodestra e che anche la residenziale a cui ha fatto riferimento il professor Mesiti, il centrodestra l'ha bloccata con un finanziamento di 750 milioni di euro. Dobbiamo dirle queste cose, altrimenti no, siamo tutti gli stessi e non è così. E non è così. Le idee di ognuno di noi vanno socializzate e contestualizzate, perché se noi alle terme di Guardia, che è un'eccellenza dal punto di vista termale, anche ai fini curativi, non la contestualizziamo in un progetto più ampio, quindi diventa un'eccellenza in un contesto con una visione più ampia. Noi rischiamo di farla stare sempre con il rischio dell'occupazione, con il rischio del mantenere in piedi una struttura che comunque annaspa a stare diciamo, sul mercato. Se invece noi pensiamo che bisogna allargare e avere un attimo una cultura più alta rispetto a questo, abbiamo un contesto internazionale che ci favorisce. Cioè la crisi sulla sicurezza ha dato a noi 9 milioni di turisti in più quest'anno. Come li accogliamo? Quali sono i servizi? Cosa gli offriamo? Un parlamentare, che oggi non lo dice nessuno, ma è cambiata la spesa. La spesa non è più quella di una volta. Oggi un parlamentare deve fare sintesi, progettualità, essere sinergico tra regione e i flussi nazionali che ci sono. Abbiamo al CIPE fondi che sono come dire, inimmaginabili. L'Europa ci dà tanti soldi se siamo bravi a stare in rete con i progetti. Ecco, noi abbiamo questo compito, rappresentare il territorio e andare ad essere noi i portatori diciamo, di progettualità. Bene, Mesiti, Incarnato disegna uno scenario che, come dire, c'è un territorio che ha delle potenzialità e che ha già messo in campo, in rete, come si dice, una serie di situazioni che come dire, vanno in crescendo. È così? Voi siete un partito, lei fa parte di un partito che si candida per dire che tutto quello che è stato fatto fino ad oggi non va bene. E così continuate e mantenete questa impostazione? La buona volontà di Luigi Incarnato non si discute, però quello che lui dice non corrisponde con quello che c'è sui territori. Quello che lui ha fatto è imprescindibile, è vero, l'ha fatto, però di fatto è indiscutibile infatti, però di fatto non funziona. Non c'è una portualità come quella di Cetraro, che dovrebbe essere inserita in un contesto molto più ampio, in circuiti importanti. Manca perché il lavoro non è stato sfruttato, perché quello che si potrebbe fare, i porti a secco, quello che si potrebbe fare sul terziario per quanto riguarda la nautica da diporto, non si vede. Non si può creare una cattedrale nel deserto senza avere poi dietro tutto un sistema che lavori in maniera sinergica. E allora a questo punto devo dire che per quanto ci sia stata la buona volontà di Luigi Incarnato come assessore ai lavori pubblici, dopo c'è l'oblio, non c'è più niente, non possiamo essere il nulla dell'Europa, perché i fondi, è vero, ci sono i fondi al CIPE, ma vengono restituiti.
non vengono investiti, non si fa molto per la Calabria. Come mai in questo momento tanti di quei fondi che vengono destinati alla Calabria vengono restituiti? Non è colpa di Luigi Incarnato, ma di qualcuno che in questo momento doveva impostare un discorso per la Calabria. Non si vedono, quindi la Calabria è nel buio più assoluto. Noi non possiamo essere il buio, noi dobbiamo essere la luce, abbiamo tante eccellenze, è vero, valorizziamole. Fino adesso c'è stata la destra, c'è stata la sinistra, hanno avuto il loro momento, è giusto che ci sia un momento diverso, è giusto che ci sia un turnover che permetta ad altri di continuare un lavoro che c'è stato ma che di fatto non ha dato dei risultati. Quindi quello che è importante oggi è valorizzare i territori creando quello che è giusto che ci sia. Un assessore per il turismo, un assessore per l'attività industriale dovrebbe partire tutti i lunedì mattina e andare in giro a dire: in Calabria siamo brave persone, non è solo mafia, abbiamo le potenzialità di fare di più. Dateci la possibilità, ed è questo che col 5 Stelle si vuole fare, non sfasciare ma creare, non io, noi. Però fino ad oggi 5 Stelle non ha dato prova di grande capacità di amministrare, quindi diciamocelo questo a Roma, a Torino. Cioè, allora, io non mi permetterei mai di insegnare a lei come si opera, ci mancherebbe, lei è un professionista affermato. Io però, da politico, quando ho studiato la portualità, ho fatto un ragionamento semplice. Quando il diportista deve fare carburante, va a Maratea, che fa 60 miglia per rientrare, io ho pensato, forse sulla stessa tratta mettiamo più porti, il diportista lo attraiamo a Diamante, lo portiamo a Cetraro, lo portiamo a Paola. Ho fatto 3 porti sul terreno io. Ho fatto il porto di Diamante che poi l'hanno bloccato il centrodestra, il porto di Paola che ha bloccato il centrodestra, il porto di Cetraro è stato realizzato. Io dicevo appunto questo, se la rete portuale non è in un contesto internazionale, quindi in un sistema di turismo di eccellenza, dobbiamo offrire qualcosa a quel porto però noi. Non arriva il diportista e poi non ha nulla di servizio. Cioè questo, anzi, anche metterci la Guardia Medica. Rapida replica perché poi devo sentire Raffaella Fortunato. Parlando di portualità, allora dico, il porto di Amantea si insabbia e se uno non ha il 4 ruote motrice nel porto non ci entra. Il porto di Cetraro ha un ingresso che permette l'entrata e l'uscita del porto seguendo le maree e non è così che si fa. Il porto di Belvedere, partita da un'iniziativa privata, è un porto che non esiste. L'alta portualità non c'è un circuito per come se lo spiegava Luigi Incarnato, non c'è il sistema portualità, non è portualità. L'ho costruito. 600 posti barca sono 600 posti barca. Raffaella Fortunato ha seguito il dibattito. Non mi ero addormentata. È chiaro che è molto difficile per l'elettore in questo momento capire che cosa fare, perché fondamentalmente sembra che stiamo dicendo tutti la stessa cosa, però volevo dire a Incarnato, no? C'è evidentemente qualcosa che non è scattato se siamo a questo punto. Mi pare che il governo della regione non sia in mano a Pinco Pallino, mi pare che insomma, il governo della regione sia indirizzato nella stessa direzione in cui cammina lui. Io volevo dire, come mai non è stata presa, per esempio, no? Come mai non sono state prese le distanze da un governo che durante l'estate ha generato questo disastro ambientale degli incendi, una riforma Madia che ha devastato, che è stata la causa primaria della devastazione del territorio, che poi dopo sulle cause e sui motivi di questo ne possiamo parlare, però di che parliamo? Allora la questione è questa, di quale politica stiamo facendo? Di che cosa parliamo? Allora capisco che voi siete una coalizione che dovete confluire tutta in uno stesso luogo, però poi ci sono le politiche reali che i cittadini vivono sulla propria pelle. Allora, che facciamo da questo punto di vista? E per quanto mi riguarda bisogna essere onesti e bisogna anche prendere delle posizioni molto nette. Allora, quando c'erano gli incendi quest'estate e si è bruciata mezza Calabria, la Sila si è bruciata, il Pollino si è bruciato, io non ho sentito una parola, una, che dicesse, caro governo, guarda che hai fatto una cosa pessima. Sì, ma quali sono le cause degli incendi? Non l'ho capito. Allora, parliamo dell'AMA, vogliamo parlare dell'AMA? Spiegami le cause degli incendi, non l'ho capito io. Allora, cioè, il riscaldamento globale?
oppure magari spingere affinché Sì, no, allora c'è il problema della riforma Madia. La riforma Madia. Posso dare tu? No, Sì. un attimo, allora. Ti posso dare tu? Sì, come io preferirei un confronto, però, che se tu mi dici la legge Madia, io ti rispondo che Bersani, Da Torre, Nico Stumbo, fammi finire, l'elenco dei parlamentari che hanno votato i provvedimenti in aula. Cioè, di che stiamo parlando? Allora, cioè, a me mi hanno chiamato per propormi la capolista del tuo partito, io ho detto di no, perché avete fatto una cosa. Sì. Quale mio partito? Io intanto il Leo, è aberrante, cioè, avete fatto un'operazione che non ha nulla di politico, cioè, vi prego, stiamoci come dire, sul terreno del confronto concreto, sui problemi. Volevo parlare di Olivera e del centro-sinistra, parliamo. Volevo parlare dei provvedimenti fatti dal centro-sinistra, parliamo. Però non mi dire che gli incendi, il fenomeno globale, perché stiamo parlando di cose che non esistono. I cittadini che ci ascoltano vogliono sapere altro. I cittadini che mi ascoltano vogliono sapere per quale motivo siamo andati così pericolosamente in basso quest'anno, quando invece poteva essere... Non ho capito su cosa siamo andati in basso, fammi capire. No, stiamo parlando degli incendi, parliamo. E gli incendi come sono nati gli incendi? Me li spieghi per favore? Allora, nel momento in cui tu depotenzi una forza che ha la possibilità di agire e di intervenire come ha sempre fatto durante gli anni precedenti, che è il Corpo Forestale dello Stato, e gli togli i poteri di azione e mandi la gente che dovrebbe fare altro, cioè i vigili del fuoco, a fare cose che non gli competono, allora parliamone. Sfruttiamo un'ora intelligente. Io ti potrei rispondere che nel 2007, quando io ero assessore regionale, abbiamo fatto una delibera sulla premialità, che se c'erano meno incendi, le attività legate all'antincendio venivano premiate. Forse qualcuno ha pensato che eliminare fenomeni negativi era intelligente farlo. Cioè, la colpa di chi è se ci sono stati 1700 incendi? Ci sono piromani, ci sono casi naturali, cioè qual è il dramma che stiamo spolverando per un fenomeno globale? Di che parliamo? Cioè io, siccome ho seguito la forestazione da sindacalista conosco bene come funziona l'antincendio, l'AIB, il pronto soccorso, le competenze che si intrecciano tra loro. E allora perché non siete intervenuti? Se potevate. Ma stiamo parlando di cose che sovrannaturali. Ma quale soprannaturale? È arrivato Gesù Cristo e ha fatto il fuoco? Cioè, mi dispiace parlare in questi termini, ma non è soprannaturale niente. Non è soprannaturale niente. E allora se poi noi vogliamo parlare di che cosa significa aver bruciato un territorio intero e di che cosa significa aver... Come? Ma che stai dicendo? Olivera ha bruciato il territorio intero. Allora, c'erano tutte cose che erano possibili fare prima, si poteva intervenire prima. All'inizio del fenomeno, non dopo. Oliverio si è svegliato tardissimo, non ha fatto una dichiarazione, se l'è ricordata a metà di agosto di dire delle parole. E cavolo, se vogliamo stare, non è che siccome devi stare agli ordini del capo devi stare zitto. Ma stai parlando con me, scusa? No, sto parlando di Oliverio, non è che siccome dopo c'è il PD che ha necessità, ha alcune necessità, poi bisogna stare zitti per forza. Allora, se si ha una forza, bisogna anche affermare il territorio, anche in questo modo va difeso. Caro governo, stai sbagliando. Io non ero parlamentare quando c'era il governo di centro-sinistra. Benissimo, meglio. Visiti. Io penso che si doveva fare sicuramente un'opera di organizzazione di quelle che erano le possibilità che del nostro territorio. Superiamo questa questione degli incendi e andiamo invece a quale supporto si può dare da una candidatura per una visione forse diversa dal governo nazionale rispetto alla Calabria, come questo governo nazionale debba dare la Calabria, io penso che se c'è stata attenzione, se non c'è stata attenzione. La Calabria non è stata attenzionata, non è stata attenzionata né da destra né da sinistra, l'attenzione che merita la Calabria non è quella legata solo, scusami, agli incendi, noi abbiamo la possibilità, il dovere. Abbiamo un sacrosanto dovere di fronte ai nostri cittadini, che è quello di tutelare i nostri territori, ognuno per quelli che saranno i suoi collegi, i loro collegi. Noi dobbiamo valorizzare le professionalità, dalle industrie che ci sono che hanno chiuso, dalla valorizzazione dei lavori umili, i muratori, i fabbri, i falegnami, non sono mai valorizzati. Abbiamo delle maestranze che partono e si umiliano
E noi dobbiamo valorizzare queste persone, noi dobbiamo essere il loro supporto, dobbiamo essere quelli che li qualificano, li certificano e dicono noi abbiamo le migliori maestranze. E quindi fare questo significa creare lavoro qualificato. Questo dobbiamo fare, non dobbiamo pensare che non è una lotta di partito, noi dobbiamo cercare abbiamo un dovere, essere il collante tra quelle che sono le esigenze dei territori, che sono tantissimi, non c'è un solo campo che valorizza i nostri territori, e quindi valorizzare tutto, dall'industria, il lavoro, la sanità, il turismo, lo sport, come diceva, il valore enogastronomico, tutto. Noi in questo momento stiamo vivendo la fase più buia del nostro territorio, della nostra regione, e quindi dobbiamo essere forti e capaci di dimostrare che non siamo le ultime ruote del carro. Io devo fermarmi, c'è la pubblicità, ci vediamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Allora, torniamo in studio. Mi pare che i temi fondanti di questa competizione elettorale siano 3, che ruotano ad ogni occasione di dibattito e di confronto, che riguardano l'occupazione, l'immigrazione e la sicurezza. Affrontiamo questi 3 argomenti. Beh, io sull'occupazione ho un'idea chiara, nel senso che la nostra naturalmente sempre ancorato al territorio non c'è dubbio, di competenze e a quello perché che... il professor Misito ha fatto riferimento alle fabbriche ormai disperse, non ci sono più. All'epoca il tessile era una realtà importante in Italia, poi il tessile è andato via via scemando perché il mercato internazionale purtroppo ha fatto scattare la crisi. In alcune aree sono stati bravi a riconvertire, la Calabria purtroppo non ha saputo usare quella fase positiva e quindi riconvertire quegli apparati produttivi in altre attività, tipo per esempio l'informatica e quant'altro. E quindi abbiamo perso un'opportunità. Adesso io credo che la Calabria debba necessariamente attivare la piccola e media impresa, nei territori in modo particolare, perché ci sono le opportunità per poterlo fare, ripristinare nei luoghi del territorio a cui facciamo riferimento come candidati al collegio, specialmente il Pollino, che ha una grande caratteristica dal punto di vista, diciamo, ambientale e dei servizi, e si possono fare grandi cose ai fini anche dei bacini idrografici, rimpinguando il territorio ai fini della conoscenza, della programmazione, della manutenzione del territorio, perché abbiamo i nostri bacini idrografici a rischio continuo, sia dal punto di vista idrogeologico, e dal punto di vista ambientale, e dal punto di vista idraulico. Significa mettere in campo una rete di attività attorno a questo sistema che secondo me diventa molto importante dal punto di vista, diciamo. Poi abbiamo la possibilità, c'è un programma che la Regione sta facendo, Oliverio l'ha annunciato in questi giorni, 100 milioni di euro per i borghi dei centri storici, specialmente sulle parti turistiche. E qua si ripristinano le attività antiche, cioè quando si pensa al centro storico e si fanno i materiali poveri cosiddetti, tu metti in campo un'attività di vecchi mestieri. Andiamo all'immigrazione. L'immigrazione in Calabria, come dire, è stato sempre, come dire, un fenomeno che secondo me ha riguardato più le coscienze, se posso permettermi, perché noi che siamo abituati ad essere riformisti riteniamo che chiunque vuole andare via o chi vuole tornare o chi vuole venire in questo territorio deve essere comunque considerato un soggetto che va rispettato e va contestualizzato, perché altrimenti rischiamo di dare, come dire... Quindi accoglienza, diciamo. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ma noi siamo un paese che ha fatto sempre accoglienza. Sì. È normale che l'accoglienza va organizzata, va resa. Poi c'è un fenomeno che va bloccato, perché io non vedo che siamo in grado di poter fare accoglienze, come dire, sine die. C'è una necessità di bloccare ad un certo punto queste affluenze, però renderle queste affluenze organiche. Cioè non è che dando €1 al semaforo abbiamo tutto il problema, per capirci. Va fatto sì che ci siano contestualizzati. Sicurezza. Beh, la sicurezza è un tema, come dire, molto più complesso al quale credo che nessuno di noi può dare una risposta, perché è legato a troppi fenomeni. No, ma è sentito questo problema? Ma come no? E infatti noi siamo avvantaggiati di questa cosa, perché la sicurezza del nostro territorio oggi è molto più garantita in altri paesi. La Calabria, sotto questo profilo, offre una certa garanzia sulla sicurezza, perché non siamo attenzionati da fenomeni internazionali sotto questo profilo. Poi
la delinquenza organizzata che è anche mutata in Calabria, perché io sono convinto del fatto che laddove c'è una forte 'ndrangheta c'è sicurezza. Perché dico questo? Perché la 'ndrangheta, che ha degli interessi internazionali ed economici importanti, non vuole problemi sui territori dove opera. Ma questo è un fenomeno che è stato studiato, non lo dico io perché sono uno che si improvvisa. E però credo che in Calabria sia finita quell'epoca, perché ormai gli sono spostati gli interessi, non è più la Calabria che ha ceduto gli interessi di questa cosa. E si usa come elemento per allontanare gli sviluppi, gli investimenti e quindi dare alla nostra terra l'opportunità di potersi misurare sulla crescita. Stavo pensando mentre parlava il mio competitor alla costa. Allora, la costa tirrenica quindi cosentina, occupazione, immigrazione e certo, sicurezza. certo. Però parto dalla sicurezza. Allora, siccome pare che ormai la mafia sia una cosa fantasiosa e nascosta, volevo parlare della costa. Allora, la costa dell'Alto Tirreno Cosentino è in mano chiaramente alle 'ndrine no? della mafia, della 'ndrangheta, che si mescola con la camorra che arriva da Napoli e si dividono il territorio. Allora, ci sono delle piazze di spaccio molto, molto definite, a cominciare da, io conosco soprattutto la zona di Praia e Tortora e Scalia e a scendere, che hanno purtroppo questo, questa suddivisione territoriale. Se questa è sicurezza, francamente, insomma, non lo so. È un problema serio. Allora, il fatto della penetrazione mafiosa è un condizionamento totale della politica calabrese, ma chiaramente anche quella... Quindi c'è fortemente condizionata No, ma è tutto condizionato. Allora, parliamo della costa, parliamo di Praia per esempio. Allora, Praia era la perla del Tirreno. Ad un certo punto sono cominciate a succedere cose, no? E questo grande primato che aveva questo territorio è andato scemando e a un certo punto sono cominciate a succedere, vabbè, non voglio esagerare su quello che Andiamo dico. sull'immigrazione. No, però voglio arrivare al dunque. Sì. Allora, nel momento in cui un territorio diventa ostaggio di un potere mafioso, di un potere di connivenza vario, ma anche di lasciare che le cose accadano, non voglio dire che uno è strettamente non può abbraccettato. esserci sviluppo, non diciamo. può esserci sviluppo. Allora, di che stiamo parlando? Se poi la concessione edilizia viene data al potente di turno perché è potente e a me, povero cittadino, che voglio aprire l'agriturismo e sono a confine per esempio con la regione Basilicata e faccio un passo e nella regione Basilicata la mia concessione per aprire il mio agriturismo mi viene data in brevissimo tempo, mentre io da questo lato a 1 chilometro devo passare le pene dell'inferno, fatemi capire di che cosa stiamo parlando. Non c'è sviluppo. Allora il turismo benissimo, vogliamo spostarlo su questo e spostiamola, però che ci siano le condizioni reali per arrivare allo sviluppo. L'immigrazione fa parte del contesto. Allora, i progetti SPRAR, no? I progetti di accoglienza, il progetto Cerriace come faro, no? di accoglienza, c'è tutto un movimento virtuoso che si può attivare attorno all'accoglienza. Non è il problema, è la risorsa. Il migrante non è un problema, è una risorsa. Il migrante non è un problema, è una risorsa nel momento in cui decidi che lo sia. Allora, io ho contatto con la popolazione curda, il popolo curdo, grandissimo popolo curdo. Queste persone vengono qui e hanno voglia di lavorare, voglia di portare, non voglia di rubare. Questa è la questione. Però se le condizioni generali, economiche generali, sono tendenti a non favorire nessun tipo di sviluppo, è chiaro che poi l'immigrazione diventa il problema. Per quanto riguarda l'immigrazione penso che non debba essere un business, non può essere, noi abbiamo 2 tipi di immigrazione, un'immigrazione business facente parte dei potentati che ospitano nelle varie case d'accoglienza degli poveri sventurati e su questo c'è un business. L'immigrazione come accoglienza, la Calabria ha dato più volte dimostrazione di essere una regione accogliente.
Bisogna ricordare che nel carcere di Castrovillari, di Corigliano, insomma nello Ionio, ci sono decine di militanti dell'ISIS. A Rossano. A Rossano. E questo è il variegato mondo dell'immigrazione che va studiato. Va studiato per quello che è accoglienza. La regione calabrese è una regione che accoglie. C'è il mercato, il mercimonio di questa gente che viene sfruttata e non è giusto, e c'è questa difficoltà nel capire che il sovraffollamento delle carceri e i rapporti che si creano tra i carcerati per pene italiane e quelli africani crea sicuramente un problema non indifferente, che si intraccia a questo punto con la sicurezza. Sicurezza sicuramente in questo momento è uno dei problemi che viviamo e non viviamo. Diceva prima Gigino Incarnato, è un problema non indifferente. C'è la necessità di creare dei posti di lavoro dove si creano nuove possibilità di più carabinieri, più forze dell'ordine, e nel piano dei 5 Stelle si è visto come c'è la volontà di assumere fino a 10.000 nuove sul piano dell'occupazione invece quale input possono essere immessi nel territorio? Nel territorio sicuramente la valorizzazione di quelle che sono le caratteristiche dei vari luoghi, e ogni luogo ha la possibilità di creare tanti posti di lavoro, sfruttando le coste, sfruttando la portualità, sfruttando il turismo, sfruttando le piccole e medie imprese. E il giorno 10 sarà Di Maio invitando e raccogliendo gli operatori della piccola e media impresa a dare un'ulteriore dimostrazione di come ci sia un grande occhio di riguardo verso le piccole e medie imprese, che sicuramente possono produrre attività di lavoro, posti di lavoro e sviluppo per la nostra terra. Come riparte questo Paese? Beh, tutti parlano di proposte, ho visto con le 5 Stelle 150 miliardi di euro di spesa pubblica aggiuntiva. Io rimango scioccato perché sento dire cose che sono... Io penso che i 100 punti di Renzi sono molto equilibrati. Questo Paese riparte se riusciamo a trasformare innanzitutto il sistema istituzionale, cioè non possiamo essere l'Italia delle regioni, noi siamo una regione d'Europa. Puntare da subito a rivedere i parametri di Maastricht, che pretende una tassazione unificata, cioè le proposte sulla tassazione, tutto quello che si fa oggi in Italia, a mio avviso danno il senso della propaganda elettorale, ma non della reale condizione del Paese. Io faccio un esempio pratico. Tanti anni fa c'era il blocco medio in Italia, il 1,5 milioni di stipendio anno mensile di vecchie lire era un'economia forte per la famiglia, si spendeva, quindi c'era la spesa perché il ceto medio spendeva, quindi la ricchezza era quella. Oggi il ceto medio non c'è più, 1.500 euro al mese di stipendio oggi costano all'impresa circa 3.200 euro, quindi c'è un costo il doppio rispetto a quello che realizza il lavoratore. Questa spesa oggi è molto limitata perché ha paura chi ha 1.500 al mese di spendere, comprarsi la casa, farsi il mutuo. Questa è una crisi che è irreversibile. Se non si rimpingua questo settore, che è grandissimo in Italia, cioè c'è la fascia povera e la fascia ricca, la fascia media è la parte più importante, siamo al 60%, quindi la tassazione, il costo del lavoro deve essere necessariamente rivisitato nei parametri europei. In Europa c'è il 15% di media della tassazione, da noi abbiamo punte che sono inaccettabili, cioè l'imprenditore che deve occupare, deve assumere, si fa i conti con questi costi. Ecco, io credo che l'Italia deve avere una visione e avere un qualcosa su cui costruire lo sviluppo, cioè come la Calabria. La Calabria ha una visione turistica, per esempio, il Tirreno. Bisogna costruire attorno a questo settore affinché diventi eccellente. Quindi c'è un'idea di sviluppo. Un'idea di sviluppo che abbia attorno a sé tutte le spinte necessarie per poter andare avanti. Come si riparte? Si riparte con la scuola. Si riparte con la scuola perché attorno a questo, al diritto allo studio piuttosto che alla scuola in sé, attorno a questo cambiano tutte le cose. E allora il meccanismo virtuoso, nel momento in cui una scuola è efficiente, organizzata e seria, e pronta a rispondere alle sfide,
della globalizzazione, della modernità, allora le cose cambiano. Però io devo essere messo come cittadino nelle condizioni di accedere al servizio. E allora gli asili nido non devono essere privilegio e le scuole materne devono essere aperte. I lavoratori della scuola devono essere messi nelle condizioni di poter operare come si deve, le retribuzioni adeguate. Allora il meccanismo riparte. C'è stata una grossa polemica sulla faccenda della università gratuita. Allora, l'università gratuita come concetto è meraviglioso, perché la possibilità per tutti, anche per l'operaio che vuole il figlio dottore, siccome qua siamo tutti di sinistra e lo sappiamo quello che significa, no? E da dove viene questa citazione. Allora, è necessario... Infatti io D'Alema lo accusavo per questo, ha dato i soldi alle scuole private, senza avere garanzie di programmi. Allora, stavo dicendo che la necessità... Allora, il passato è passato, se dobbiamo parlare del passato ci perdiamo. La necessità, per la scuola pubblica, le persone hanno necessità di guardare al futuro. Allora, per la scuola pubblica siamo stati i fautori noi. Allora, noi abbiamo il programma di Liberi e Uguali che è disponibile per tutti su internet, si trova tranquillamente, per cui lì c'è tutto. Allora, però c'è un'idea di sviluppo. L'idea di sviluppo è: come faccio a salire di livello tutti? Come faccio io a valorizzare quel giovane che è costretto a fare un'alternanza scuola-lavoro in un territorio deserto, in cui l'alternanza è una finzione? E la persona ha necessità di imparare cose, imparare a farle bene, imparare a farle come si deve e poi fare il salto, perché quel grande bagaglio e quella grande possibilità che ha quella persona di espandersi, cioè si mostri. Questa è la questione. Quel giovane ha bisogno di essere accompagnato da quando nasce a quando cresce, e la famiglia non deve sentire il peso del fatto che questo figlio ha bisogno, cioè anche la tristezza di non poterlo accompagnare. Non è più possibile che questo sia. Bene, ci abbiamo verso la conclusione, ma fatemi capire dove sono le differenze nella proposta dell'uno, dell'altro e dell'altro ancora. Misiti, quali sono le peculiarità del 5 Stelle, dove si differenzia? Il 5 Stelle non ha mai governato, il 5 Stelle non ha mai avuto la possibilità di governare, quindi quello che io chiedo agli elettori in questo momento è: più o meno nel momento delle promesse elettorali, penso che sia giusto, dopo aver vissuto 20 anni di centrodestra, quello che è stato gli ultimi 5 anni di Renzi, penso che sia giusto e doveroso chiedere la fiducia ai concittadini, ai corregionali, e dateci la fiducia e mostriamo come noi non siamo quelli che fanno le promesse, ma renderemo punto per punto il nostro programma reale. È una richiesta di fiducia di fronte a tante promesse vane sinora, non perché le persone non le abbiano fatte, ma perché di fatto non sono riuscite a concretizzarle in un momento in cui la burocrazia e tutto il resto ha bloccato la crescita del nostro territorio. Allora qual è la richiesta che io faccio ai concittadini, ai corregionali, agli elettori del nostro collegio? Dateci la possibilità di dimostrare che non siamo fumo nell'occhio, non è il paese dei balocchi per come siamo stati etichettati, siamo in grado di farlo. L'apertura di Di Maio verso le cosiddette persone esterne della società civile è la dimostrazione che le 5 Stelle hanno percepito l'esigenza di rendere vero un programma. Io ho sempre paura che l'economia si infiltri in questi fenomeni di 5 Stelle e quant'altro, cioè vedo un ibrido che fa paura. Io credo che noi abbiamo bisogno di professionalizzare la politica. Questo è un elemento essenziale, perché chi non conosce i meccanismi, chi non ha competenze, chi non conosce le procedure, c'è gente che si improvvisa. Io vedo una batteria di candidati di 5 Stelle che sinceramente a me fa paura, anche perché c'è molta gente che si candida e non sa che significa fare il parlamentare. Fare il parlamentare significa che la martedì mattina vai in aula, ci stai fino a venerdì e stai sui provvedimenti, poi sabato e domenica vai sul tuo collegio, parli con i sindaci, progettualizzi. Cioè tu è un'attività a tempo pieno, cioè uno che fa questo mestiere, perché è un mestiere, deve avere la capacità di saper rappresentare con quel famoso mandato etico di rappresentanza di chi ti dà il voto, perché questo è il principio che è venuto a mancare in Italia. Non abbiamo più la rappresentanza, non esiste più.
Cioè io ti do il voto e tu di questo voto non ne fai un uso appropriato. Io credo che l'Italia non ha bisogno di fare sperimentazioni, professor Mesiti. Ci siamo passati, abbiamo avuto il centrodestra in Italia che ha massacrato il paese. Ritorniamo alla politica. Io non vedo Di Maio politico, io vedo Di Maio che è un ragazzetto improvvisato, che si è montato la testa, che pensa di fare il leader in questo paese. Abbiamo a che fare, noi vogliamo uno statista a capo del governo. Uno statista significa rispettato a livello, che vada con la Merkel a confrontarsi. A me fa paura vedere Di Maio con la Merkel. Avere uno statista che sa governare il paese e ci fa riprendere respiro internazionale. Siamo un paese che siamo stati ammazzati. Io ho paura di tutto questo. Io mi fa paura pensare a Di Maio Presidente del Consiglio. Ma lo dico come padre, come cittadino, come candidato, come politico, in tutte le mie forme lo esprimo questa è mia grande preoccupazione. Renzi, 1000 difetti, giovane, carattere, però c'è l'autonomia della politica, che è la cosa più importante. Cioè se non c'è l'autonomia della politica, riteniamo che può entrare chiunque a gestire e a governare a nostro conto. Un blog che decide. A me fa paura questa cosa. Carne e ossa, rapporti, questa è la cosa più importante. Poi Renzi sarà pure antipatico, però ha rimesso in piedi il paese in questi 5 anni. Poi con qualche difetto ma l'ha rimesso in piedi. Vuole replicare un attimo? Posso? Certo. Io penso che Di Maio abbia avuto il giusto tempo per crescere. Siamo passati dal momento della protesta al momento della proposta ed è giusto e doveroso che abbia la possibilità di dimostrare come è cambiato e come dietro ha una squadra che lavora per lui. Mi scusi, professore. Io ho visto Berlusconi fare la piantina delle strade italiane, a porta. Ormai la famosità significa colpire la pancia degli italiani. Ci sta, fate bene, fatelo. Però io dopo le elezioni vorrei parlare con ognuno di voi per capire se quello che abbiamo fatto prima serve al Paese. Questa è la mia preoccupazione. Io sono orgogliosamente italiano e calabrese. A me piacerebbe avere un'Italia forte, decisiva, rispettata. Non è così. Scusami che mi sono permesso, è la foga che mi porta a fare queste cose. Voleva chiudere Mesiti perché devo dare la parola Io rimango della mia opinione. Rimango della mia opinione. Guai se non fosse così. E specialmente in questo momento ribadisco un concetto. Dimostriamo e vogliamo dimostrare che siamo in grado di governare. Fortunato. Ieri mi hanno dato dei dépliant da distribuire agli alunni ed era la Costituzione. Si riparte di là. Si riparte di là ed è necessario. No, ha detto una cosa importante. Grazie. Vorrei anche. Grazie. No. E allora la questione è questa, che a questi alunni io mi hanno detto che ci dobbiamo fare con questo libretto. Ho detto ve lo dovete tenere nel cuore, perché è questo che dobbiamo fare. È stato già battuto il fascismo una volta, già l'abbiamo battuto e abbiamo scritto la Costituzione. Hanno scritto, i padri partigiani hanno scritto la Costituzione. E allora non è che è difficile, basta prenderla e applicarla. E una persona come Pietro Grasso, che ha dato la vita insieme al giudice Falcone, scusate. Grande magistrato. Grande magistrato. Allora, è un grande magistrato, con la garanzia assoluta dell'applicazione della Costituzione. Quindi dobbiamo fare tutti magistrati. E allora? No, assolutamente, perché io sono un magistrato per caso. Io applico la Costituzione nel mio ambito, ognuno nel proprio. E allora, il diritto alla salute è sancito dalla Costituzione e lo può dire pure il dottore che c'è scritta questa cosa nella Costituzione. Io ho detto che lei ha fatto bene ricordare perché c'è un punto della Costituzione importante. Vedete qual è? La Costituzione è fondata tra i garanti e i garantiti. I garanti sono i partiti, i garantiti i cittadini. Dove sono i partiti? Questo è il punto. I partiti hanno la necessità di riscoprire che cosa significa essere partito e non essere serio. Allora, io ho il mio problema serio, no? Di essere a sinistra, ma non perché... non sono a sinistra io, scusi. Un attimo, grazie. Prego. Grazie. Perché veramente basta, no? Allora, ho anche diritto di parola. E ci mancherebbe. Allora, grazie. Allora, sto dicendo che uno dei problemi della sinistra in Italia è che ci siamo fatti la guerra tra di noi, come una malattia autoimmune, dicevamo l'altro giorno. È una malattia autoimmune. Allora il problema è andare al di fuori,
perché la malattia non è dentro, la malattia è fuori, la malattia è il fascismo che striscia, la malattia è l'intolleranza, la malattia è il leghismo, è il populismo, è quello che mi vuole raccontare il mio competitor del Movimento 5 Stelle, e che però lui è una brava persona, ma attorno a lui che cosa c'è? C'è l'ambiguità. Allora, la politica dei 5 Stelle, dal punto di vista, no, dell'accoglienza, realmente qual è la bandierina che si gira come gira il gradimento del pubblico o i like su Facebook? Allora, che cosa è necessario fare? Io ho parlato con degli ex militanti, non degli ex compagni, perché i compagni lo si è per sempre. Allora, il cuore a sinistra è sempre a sinistra, però il problema è come si pone l'azione. Allora, ho parlato con queste persone e la cosa che gli ho detto è che abbiamo davanti un'onda nera che sta arrivando. Questo è. Che vogliamo fare davanti a questa onda nera? Giocare? Fare finta? Fare gli inciuci come ha fatto Renzi con Berlusconi? Che vogliamo fare? Allora io affermo esattamente e precisamente e senza ombra di dubbio il principio costituzionale dell'antifascismo. Da questo si riparte e basta, e non c'è altra possibilità. Chiamato in caso 5 Stelle, vuol dire qualcosa? Ha parlato, come l'ha definita 5 Stelle? Ambigui. Io non penso di rappresentare l'ambiguità, assolutamente. Ho espresso determinati concetti che sono legati non a una imposizione datami da una candidatura, ma a una vita da 50 anni di espressione di democrazia. E la democrazia non si può etichettare così facilmente con fascismo, antifascismo e tutto il resto. La democrazia è quel momento che ci permette di parlare, ci permette di confrontarci, e questo confronto va sempre ricordato. Noi dobbiamo renderci conto che abbiamo un'onda nera che sta arrivando, ma basta vedere che noi abbiamo un candidato della Lega, il segretario nazionale della Lega, che nel suo statuto parla chiaramente, all'articolo 2, dice che la struttura organizzativa della Lega è una confederazione composta dalle seguenti nazioni, costituita a livello regionale in forma di associazione non riconosciute, e sono Alto Adige, Emilia, Friuli, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Romagna, Toscana, Trentino, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto. Cioè la Calabria non c'è, non fa parte della loro nazione, questo è il loro statuto ad oggi. È vero. Esiste un'ambiguità, ma non da parte del 5 Stelle. L'ambiguità è da chi viene a propagandare sicurezza. La sicurezza non è questa. Ci hanno sempre maltrattato. Noi abbiamo un altro tipo di rapporto con la Regione. È una forma di democrazia che non è assolutamente l'ambiguità. Bene, si chiude qui il nostro spazio a disposizione, vi ringrazio per essere stati con me, ai nostri telespettatori do appuntamento. C'è una novità, che si candidano per governare, la volta scorsa è per andare all'opposizione. 5 Stelle parlo. Io mi candido per fare muro, Bene. per costruire, perché i mattoni vengono messi uno sopra l'altro. Grazie, noi ci vediamo domani, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!